Messa 18enne di Campagna Lupia in vacanza con gli amici a Durazzo in Albania, violentata in spiaggia da un giovane del posto, arrestato dalla polizia un 26enne con precedenti penali per furto e detenzione d'armi. A meno di un mese dall'ultimo incidente, un'altra vita spezzata sulle strade di Jesolo. Ieri sera un ragazzo di 23 anni è morto in sella alla sua moto nell'impatto contro un'auto. I residenti quella rotonda è pericolosa. Dimessa ieri e rientrata subito in Germania, la turista tedesca accoltellata a Sottomarina ha voluto mandare un messaggio tramite il sindaco Armelau: grazie a tutti, ma ora rispettate la mia privacy. È tornata in Ucraina la salma del piccolo Vlad, il bimbo di 6 anni travolto e ucciso da un'auto a Santa Maria di Sala, pochi giorni dopo essere arrivato nel Padovano per fuggire alla guerra. Jarmusch, Voice, Servillo Rosi, le indiscrezioni sui premi all'82esima Mostra del Cinema di Venezia, in attesa dell'annuncio del vincitore del Leone d'Oro 2025, cerimonia a partire dalle 20. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Orrore in Albania, a Durazzo, dove una ragazza veneziana, appena 18enne, originaria di Campagna Lupia, è stata violentata in spiaggia. L'aggressore è stato arrestato subito, si tratta di un 26enne con precedenti. Il sistema penale albanese sarà inflessibile, ha assicurato il console Giorgio Boatto, che si mette a disposizione della vittima e della famiglia. I lividi sul collo e in altre parti del corpo lasciano poco spazio ai dubbi e molto all'orrore, quello vissuto da una 18enne veneziana di Campagna Lupia, violentata nella spiaggia di Durazzo, in Albania. La ragazza alle 5:25 del mattino si trovava sui lettini di un albergo del lungomare dopo una serata come tante di vacanza. Qui un uomo l'ha avvicinata, poi l'aggressione e la violenza, inutili tentativi di opporsi, il racconto della 18enne reso non appena trova la forza di denunciare agli agenti della polizia albanese, che in tempi record identificano e fermano un 26enne, Leonard Preza, il suo nome, con precedenti penali per furto e detenzione illecita d'armi. L'arresto nel giro di poche ore. A Durazzo, a uno studio, il legale trevigiano Fabio Crea, che pur non occupandosi direttamente del caso, ben conosce la città. Da quelle notizie che ho acquisito, anche attraverso gli organi di polizia, si tratta di una compagnia di ragazze molto giovani, dell'età della ragazza che ha denunciato la violenza, la quale si sarebbe allontanata ad un certo momento dal luogo in cui vi erano le altre ragazze e quindi è successo questo fatto proprio in una zona che in teoria doveva essere tranquilla, perché erano i lettini di uno degli hotel appunto di alta categoria della zona del lungomare di Durazzo. La notizia dell'arresto viene diffusa dalle autorità, mentre parole precise sono espresse dal console Giorgio Boatto, imprenditore veneziano che fino a poche ore fa era proprio in Albania, a Durazzo. Di una gravità ovviamente inaudita anche per quanto riguarda soprattutto la giovane età della vittima, ma io mi sento di dire che assolutamente la polizia, le forze dell'ordine, il tribunale sarà assolutamente inflessibile su questo evento. Il sistema anche dal punto di vista investigativo è molto efficiente, non soltanto in questo caso, e quindi già in questo momento nelle prime ore hanno assicurato la persona denunciata dalla ragazza al ristretto in carcere. A sua volta il console si rivolge anche alla vittima e alla sua famiglia. Sicuramente riceverà tutto il supporto possibile che le autorità potranno contribuire a dare. Non la lasceranno certamente sola, perché so come funziona, conosco abbastanza bene al di dentro come anche la polizia opera. A meno di un mese dall'ultimo incidente, un'altra giovane vita spezzata sulle strade di Jesolo. Ieri sera un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in sella alla sua moto. Erano circa le 22 quando alla rotatoria tra Viale Padania e Via Vespucci a Jesolo Lido, Mihai Daniel More, a 23enne di origine rumena, residente a Noventa di Piave, in sella alla sua moto si è scontrato con l'auto guidata da un 50enne veneziano. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella nel momento dell'impatto, lì nei pressi della rotatoria, finendo prima contro questo palo in acciaio lungo la pista ciclabile, poi su quel cartello stradale.
Il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto poco dopo sono giunti gli agenti della polizia locale con i vigili del fuoco di Jesolo e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Illeso il conducente dell'auto. Il 23enne era a Jesolo con un amico, anche lui in moto, che lo seguiva a breve distanza. Erano arrivati da Noventa per trascorrere il venerdì sera nella località balneare. Ora sono in corso gli accertamenti per omicidio stradale. Tra i residenti però c'è chi denuncia la pericolosità di quella rotatoria. Che noi dalla terrazza vediamo le macchine che poi da qui accelerano e sembra di stare in un circuito di Formula 1. E la rotonda è fatta in modo tale per cui le macchine che arrivano da quella direzione vanno dritte, non hanno la necessità di fermarsi, è come se fosse un rettilineo da questa parte. Infatti circa 20 giorni fa è successo un incidente nello stesso esatto punto, proprio qua, con un altro ragazzo poverino, e quindi sono delle segnalazioni che sono state fatte. Abbiamo chiesto in modo informale agli assessori in occasione di manifestazioni che ci sono state, magari per vedere, che ne so, dei dossi, in modo tale che prima delle rotonde le macchine e le moto fossero costrette a rallentare in qualche modo. Il sindaco intanto invita alla prudenza. Ovviamente noi lasciamo a chi di dovere, alla polizia locale, fare le dovute indagini per capire i motivi di questo incidente. Probabilmente sono legati anche a una velocità non adeguata al contesto, è per questo che noi ci uniamo al cordoglio prima di tutto della vittima, della famiglia della vittima, e esprimiamo tutto il dolore della città di Jesolo, ma colgo l'occasione per rinnovare un invito che cerco di fare ogni volta, soprattutto in questo weekend di arrivi e di partenze a Jesolo, che è quello di usare la testa alla guida e di cercare di adottare dei comportamenti portati alla sicurezza e al rispetto di sé e degli altri. Dimessa e rientrata subito in Germania, la turista tedesca coltellata sottomarina ha voluto mandare un messaggio tramite il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Vorrei dire un paio di cose alla gente di Chioggia. Noi siamo venuti qui per le vacanze, quello che mi è successo il primo giorno è stato orribile. Io non conoscevo nessuno qui, che il mio cane sia scappato per me è stata una catastrofe e sono grata dell'aiuto ricevuto. Inizia così la lettera che Monica Grimm, la turista tedesca 35enne accoltellata lunedì scorso a Sottomarina mentre passeggiava col suo cane, ha mandato al sindaco Armelao, con cui è rimasta in contatto, affinché la diffondesse a suo nome. Dopo le dimissioni dall'ospedale, infatti, la donna è tornata immediatamente in Germania portata dall'ambulanza. Vorrei ringraziare, scrive ancora, i sanitari dell'ambulanza e la squadra che mi ha aiutata quella notte e in reparto nei giorni successivi. Grazie a chi mi ha aiutata a ritrovare il mio cane, a chi ha messo a disposizione il drone e al sindaco Armelao, che ha pubblicato la ricerca. Con il suo aiuto ha contribuito che tutta la città fosse al corrente della situazione. Ringrazio anche tutti gli abitanti di Chioggia e i carabinieri. Sono rimasta molto affascinata dalla solidarietà di questa città. Dopo questa terribile aggressione, conclude Monica, bisogna capire che volevo solo tornare a casa mia. Le mie ferite guariranno, per questo chiedo assoluta privacy, mi riferisco alla stampa, appello di lasciarci in pace, vi prego di rispettarlo. Il sindaco Armelao ha detto di voler rispettare a sua volta la volontà di Monica. Sono felice, ha dichiarato, che abbia riconosciuto la solidarietà della nostra città e la mobilitazione che c'è stata per trovare Laki. Rimarrò comunque in contatto con lei via WhatsApp con l'invito di ritornare a Chioggia. È tornata in Ucraina la salma del piccolo Vladi, il bambino di appena 6 anni, travolto e ucciso da un'auto a Santa Maria di Sala pochi giorni dopo essere arrivato in Italia per fuggire alla guerra. Dopo aver ricevuto l'ultimo saluto all'ospedale di Padova da parte dei suoi familiari e una benedizione del parroco di Murelle, la salma del piccolo Vladislav Malamen è partita alla volta del suo paese natale, l'Ucraina, verso Odessa, dove ad attenderlo ci sono la mamma e il fratello insieme ai parenti più stretti. Nei prossimi giorni, infatti, si celebreranno le esequie. La comunità parrocchiale di Murelle e di Villanova di Campo San Piero si è stretta nella preghiera ai parenti e alla famiglia di Vladi e ringrazia tutti quanti hanno contribuito alla raccolta fondi attivata
riservata a sostegno della famiglia del piccolo per sostenere le onerose spese per il rimpatrio della salma del bambino di 6 anni morto a fine agosto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali a Santa Maria di Sala mentre stava attraversando la strada con la mamma. Grazie alla solidarietà di tante persone, nel conto corrente della parrocchia di Murelle sono arrivati oltre 16.000 euro per la famiglia di Vladi. E siamo arrivati alla serata conclusiva dell'82esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, per cui ci colleghiamo con il nostro Lorenzo Maier che si trova al Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, anche per avere le ultime indiscrezioni. Buonasera Lorenzo. Buonasera Filippo, a te e ai nostri telespettatori. Dunque, indiscrezioni ovviamente confermate, la cerimonia è iniziata, Emanuela Fanelli sta conducendo in sala, si aspetta adesso l'annuncio dei primi premi, ovviamente ad essere annunciato sarà per ultimo il Leone d'Oro e si comincia la scaletta con Orizzonti. I fans sono sulle transiene perché poi i premiati usciranno, quindi nuovo bagno di folla, ma protagonista della mostra è stata anche la musica con 3 grandi artisti, Francesco De Gregori, Nino D'Angelo e Piero Perù, che si sono ritrovati in 3 film. Farei partire questo servizio. Nino 18 giorni, diretto da Tony D'Angelo, è un documentario fuori concorso che segue il cantante Nino D'Angelo durante la preparazione di un concerto evento. Il film si presenta come un diario intimo in cui pubblico e privato si fondono, offrendo un ritratto profondo dell'artista e della sua carriera. La mostra di Venezia è un orgoglio italiano, per cui sono molto contento di esserci stato e di aver visto un bel film su di me, con la regia di mio figlio, quindi essere raccontato da un figlio è un privilegio enorme e io ho avuto questo privilegio. Era commosso ieri? Molto. Un saluto ad Antenna 3 Media Nord-Est da parte di Nino D'Angelo a tutto il pubblico. Francesco De Gregori Never Dream di Stefano Pistolini è stato presentato in anteprima fuori concorso nella sezione Cinema e Musica. Il film documenta un mese di concerti tenuti da De Gregori nel teatro milanese, dove ha eseguito brani meno noti del suo repertorio, le cosiddette Never Dream. L'opera offre uno sguardo intimo e sperimentale dell'artista, immergendosi nelle emozioni delle serate e degli incontri estemporanei. Francesco è convinto di una cosa, è convinto che all'interno del suo repertorio esistano degli evergreen, cioè delle canzoni che tutti noi conosciamo e cantiamo, è materiale condiviso nazionale, diciamo, e ci siano dei nevergreen, ovvero dei non sempreverdi, dei pezzi rimasti un po' sommersi nel suo repertorio, ma che per lui mantengono lo stesso standard qualitativo degli altri. Francesco racconta 1 ora e mezza di cinema e di musica insieme assolutamente emozionanti. Il film di Francesco Orfei su Piero Perù trae origine da un trauma. Nell'ottobre 2022, durante una sessione di registrazione, Piero Perù sviene per un improvviso shock che gli provoca un danno permanente al nervo acustico e una forte depressione. Il rumore dentro diventa un'occasione per rigenerarsi e scrivere un nuovo album. Il film offre a tutti una riflessione sugli inciampi da cui si riparte. Il film uscirà a novembre in un evento speciale appunto distribuito dal Nexo il 10, 11 e 12 novembre. Sono convinto che il pubblico possa trovare in questo film veramente un qualcosa di diverso rispetto appunto al classico biopic, ma più che altro proprio una vera storia umana che può essere interessante per tutto il tipo di pubblico. Ecco, la giornata di oggi è stata ovviamente dominata dai pronostici, dai bilanci, dalle aspettative. Allora farei sentire cosa ha dichiarato per noi Anna Praderio, nota conduttrice e autrice nonché esperta di cinema, su questa mostra. La mostra sta per concludersi, è stata un'edizione di cinema a mio parere di altissima qualità, con tanti film appassionanti, testimoni del nostro tempo. È stata importante per il cinema italiano, tra l'altro in queste ore le indiscrezioni si susseguono su possibili riconoscimenti sia per La Grazia, il bellissimo film di Paolo Sorrentino con la grande interpretazione di Tony Servillo, sia per il documentario di Gianfranco Rosi su Napoli, Sotto le nuvole. È stata un'edizione in cui il cinema dalla realtà ha dominato, uno dei titoli favoriti alla
vittoria è la voce di Indra Jab, in cui la regista tunisina Kauter Benania ricostruisce la tragica morte della bambina palestinese Indra Jab, uccisa a Gaza nel gennaio 2024, ed è il titolo in questo momento favorito per la vittoria. Un film che io ho amato moltissimo della selezione, che ha sempre a che fare con la realtà, è il film di Katrin Bigelow e House of Dynamite sul tema della minaccia nucleare. A proposito di grandi interpretazioni, l'interpretazione di Toni Servillo è stata senz'altro strepitosa, e in campo femminile io personalmente ho amato molto la prova di Valeria Bruni Tedeschi nel film Duse. Potrebbero esserci, secondo le voci che si susseguono in queste ore, altri riconoscimenti per i film italiani, per esempio per i film italiani passati in Orizzonti delle giovani autrici, Un anno di scuola di Laura Samani e Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, per i loro interpreti, o per i film scopriremo nella cerimonia. Un film che è stato molto ammirato in concorso è il film di Jim Jarmusch, con il ritorno del grande regista indipendente americano, Father, Mother, Sister, Brother, un film interpretato in un grande cast corale da Kate Blanchett, che qui alla mostra è stata anche ambasciatrice della moda di Giorgio Armani, e stasera durante la cerimonia ci sarà un grande omaggio al grandissimo stilista scomparso a cui tutti pensano in queste ore, che ha avuto un rapporto così forte anche con il mondo del cinema. Allora l'Italia, ribadiamo, dovrebbe ricevere 2 premi nel palmarès principale. La mostra è stata un palcoscenico per grandi temi, ma anche momento di socialità per i bambini, e con questo servizio restituirei la linea del studio. A risentirci per il telegiornale di Treviso, quando speriamo di potervi annunciare il Leone d'Oro. Non ci sono solo gli eventi più esclusivi all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'Associazione Culturale Mostra Lido, presieduta da Luca Prader, con Francesco Mario Delia, Giorgio Molini, Sabrina Marcon, Giorgio Vianello e Maria Sabrina Titone, insieme all'Hotel Excelsior, ha organizzato un pomeriggio di allegria e festa, con fetti di anguria fresca offerte sulla spiaggia, merenda, musica, balli, animazione e bolle di sapone giganti per i bambini. Il premio di personaggio dell'anno è stato consegnato all'attrice Ottavia Piccolo, premiati anche il direttore della mostra Alberto Barbera, Angela Savoldi, Giuseppe Giulietti, la presidente di Venice Garden Foundation Adele Herrera Bordengo, il musicista Leo De Angilla, Filippo Antonelli per il Venezia Calcio, Lorero Kubaid, Romana Reyer, Elisa Palutto di Special Olympics e altri campioni. La nostra associazione Mostra Lido è sempre presente sulle iniziative culturali. Ecco, anche un po' di socialità appunto per i bambini. Socialità per i bambini, certamente. È venuto Tonino Laporta con le bolle, le ragazze del ballo. La classica anguriata che prosegue l'attività della Mostra Lido. Siamo nel periodo della Mostra del Cinema, per cui Mostra Lido fa le sue premiazioni. Questa manifestazione che accontenta i grandi ma anche i piccini. Tra i riconoscimenti anche quelli ad Andrea Pianon, capo distaccamento dei Vigili del Fuoco del Lido in pensione, il luogotenente dei Carabinieri Alessandro Boggiani, Fabio Marinello dell'Ucilidio, Monsignor Cesare Zanusso, Bruno De Michelis, Sandra Dalla Libera, il dottor Lorenzo Angelo e la scrittrice Carlotta Berti, Alessandro Ghezzo del Nuovo San Pietro. Inevitabile pensare di Big del passato e alla mostra a tavola. Alberto Sordi è sempre stato per noi un cliente fisso, numero 1, persona molto semplice e cordiale, spaghettini al pomodoro con la mozzarella. È l'unico attore che io ho visto nella mia vita quando tutto il ristorante si alza in piedi ad applaudire, che entrava, faceva la sua entrata, mangiava sempre sulla saletta piccola vicino al tavolo di Vincenzo Mollica, il grande Vincenzo Mollica, il presidente. Torna all'approfondimento politico di Ring, la nostra trasmissione di prima serata condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino. Le elezioni regionali si avvicinano e Antenna 3 è pronta a raccontarvi la campagna elettorale minuto per minuto. Lunedì sera alle 21 il primo appuntamento della nuova stagione. Noi siamo pronti, ma è la politica che si fa attendere. Ricomincia Ring lunedì 8 settembre alle 21.
La politica alle corde come sempre, più di sempre nel ring di Ferdinando Avarino, che torna puntuale lunedì e martedì sera alle 21 su Antenna 3 per raccontare una campagna elettorale ancora tutta da scrivere. Da un lato il centrodestra alla ricerca spasmodica di un candidato presidente con la guerra tra alleati, dall'altro un centrosinistra che tenta di giocare in anticipo, in mezzo un piccolo giallo, la data del voto tuttora da stabilire, con le urne che comunque si apriranno ad autunno inoltrato. Un rebus, quello veneto, con innegabili ricadute nazionali. Il derby tra Fratelli d'Italia e Lega rischia di terremotare la maggioranza, e poi ci sono le altre regioni al voto, un quadro fluido, tante le variabili, tutto sul tavolo di ring che torna con ancora più ospiti, collegamenti dal territorio e uno studio rinnovato. I protagonisti della scena politica regionale e nazionale sono pronti alla sfida e sarà senza esclusione di colpi. Vi aspetto a partire dall'8 settembre ogni lunedì e martedì puntuali alle 21 con Ring. E dunque nel rinnovarvi l'appuntamento con Ring, come detto lunedì sera alle 21 il primo appuntamento della nuova stagione, noi vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo e poi del telegiornale di Treviso. Grazie per averci seguito e buona serata.